Il governo Letta nei giorni scorsi ha varato un decreto che sospende il pagamento delle imposte ai cittadini dei 60 comuni sardi alluvionati, un provvedimento richiesto dalla Regione al fine di dare una boccata d'ossigeno ad una popolazione che in molti casi ha perso tutto: lavoro, casa, affetti più cari. Rimane qualche dubbio interpretativo sul fatto che la norma possa essere estesa anche alle tasse comunali come IMU e Tares. Nuoro figura nell'elenco dei comuni alluvionati, ma al momento dall'amministrazione comunale non è venuto alcun chiarimento su come si debbano comportare i cittadini in merito a queste imposte. Sulla vicenda interviene con una interrogazione Marcello Seddone, consigliere comunale di Nuoro Futura. L'esponente dell'opposizione ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Alessandro Bianchi, in cui chiede se la scadenza del 16 dicembre relativa al versamento del saldo IMU e della maggiorazione della Tares rientrino nella previsione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre. Seddone vuole conoscere anche le modalità e i tempi con cui la cittadinanza verrà informata dell'eventuale rinvio oppure della conferma della scadenza del 16. Sulla base del regolamento Tares approvato qualche mese fa dal Consiglio Comunale, dopo una lunga polemica tra maggioranza e opposizione, venne deciso di suddividere il pagamento della Tares in 3 rate. Le prime 2 sono scadute rispettivamente il 31 agosto e il 31 ottobre. Rimane da pagare il saldo. La lettura del decreto ministeriale, scrive Seddone in una nota, pone qualche dubbio sul fatto che la sospensione sia estesa anche alle tasse comunali e vorrei che l'amministrazione rendesse noto in tempi brevissimi se queste vadano pagate oppure se i cittadini possano usufruire del rinvio. Il consigliere di opposizione suggerisce al sindaco Bianchi di seguire l'esempio del sindaco di Olbia, che ha previsto la sospensione delle rate Tares per chi, persone e imprese, abbia subito dei danni legati all'evento calamitoso.